Ecco, un altro furlan imperiale alle Michele Guardianut Caligaris. Mandi Michele, benvenuto. Buondì, mandi a tutti. Ecco, il furlan un po' sconosciuto, ecco, a Gurizia 25, dicono che è l'unico argomento di cui non si è fevelato, anche se Feliciano non sa sclarire, bisogna essere fevelato a rule des varie lenghes tal Friuli imperiale, ecco. Sì, purtroppo non è anche che stupisce, no? Che sedi un po' in secondo piano la questione non tanto dal plurilinguismo, proprio dalla lingua furlana a Gurissa, appunto come ha ricordato Feliciano, il Nufsenta ha veramente dislederosato tutti gli equilibri linguistici che erano solo adotta a città di Gurissa, no? Perché tu l'intorno perché c'è la lingua slovena, la lingua furlana non è che si è cambiato tanto, ma la città di Gurissa ha perduto, ha cambiato dal DOT la sua identità, ha cambiato la sua int e a cambiare le sue lingue, chiaramente. Dunque non si può pensare che a sedi in tutto il Gorissan di qua e di là del confine, non si può pensare che Gorissa sia il motore principale di plurilinguismo che è il chat dentro il Furlan, perché in realtà non è così, non è inutile far finta che la situazione sia differente. E dunque è lì che è un po' il manca il rapporto tra la città e il territorio, perché l'identità è un po' differente, è inutile far finta di noi. No, che è vero, non si può far finta di noi, però si può, dato che sono persone come Waltris, però si può dare anche magari considerare, perché passare da 0 a 10 è una questione differente. Mi pare che è calcolato quasi 0, a parte queste progenze insomma filologiche. Non è che si sei fevelata insomma dal rule anche delle lingue furlane a Gurizia, anzi proprio per noi è stato importante al corso della storia. Sì, ma se a volte si va a sapere di tutte le attività del GECT, no? Che sarebbe il gruppo di sì, ha vinto in tutte Paolo Petiziol prima. Sì, allora lì gli slang dal GECT di quando esiste sono sempre stati nome italiano e sloveno. Con la scusa che gli slang ufficiali dai stars che partecipano sono italiano e sloveno, che non è proprio dal tutto vero, no? Almeno perché la parte italiana, perché uno dei comuni che fa parte del GECT, che è Gurissa, è un comune che è trilinguale ufficialmente, no? E dopo questa pratica in realtà la questa apertura in inglese ma è sempre un pochino un scansè, la Gurissa si tira fuori quando sta bene, no? Però anche sul sito, se vai a sapere di tutte le comunicazioni, sempre il nome italiano e sloveno. Già come in DDUE vi ho detto gli autobus del trasporto pubblico con i logos di Gorizia 2025 e sono per italiano e per sloveno. E qui sta un po' con un déjà vu, perché che è capitato sempre a Gorizia il centenario della prima guerra mondiale, no? Dove che si è favelato, si è concentrato, se si visava su Carso, Go Carso, non so come si chiamava sì. Il progetto, si è favelato nome di Tars, no? E fra l'altro si è favelato appunto in nome in prospettiva italiana, no? E poco è stato fatto sul resto del territorio, su che aveva patito durante la guerra e su cui che materialmente alla patito durante la guerra, no? Le popolazioni dal Puest e a patito. Esatto, ma facevi una riflessione che 3D su che subes lì, perché eri sul San Michele, dicevi, ma chissà c'è disastro che era in quel periodo, perché sì, e facevano intanto la spiet clemin lo eroi, che sei talmente le poche di eroi tuscunis e via, ecco, persone vivi. E anche c'è che l'estate, ecco, e è vero. Comunque, alle di disi che anche altre
diverse città, ad esempio come Umea di Lengessam in Svezia e Galway in Irlanda, e avevano tutte il plurilinguismo e anche le proprie lingue in evidenza. Con Gorizia non è succeduto, però perdute definitivamente, non sai, queste sono domande. A volte se vivevi pur Gorizia, ma Gorizia le vostre citate, ecco, di riferimento. Ecco, ci si fa a ricostruire anche un rapporto, perché bisogna svisare un dice che stanno facendo. Esatto, sì, sei d'accordo. Il fatto è che purtroppo Gorizia non arriva, secondo me, a deliberarsi un po' dalla mentalità di trofeo di guerra, no? Sono le ASI a una mentalità che dal dentro dal secolo passato, non per veli dome di amministrazione, se anche la plupart della popolazione, no? A me non mi piace generalizzare per la amati di un gruppo di persone così importante, però è vero che non esiste un quarto rapporto col territorio dell'intorno e lì è un uomo buon per robe che vengono rivelate insieme, quelle sono le forlane, il fatto di queste identità nuove dal dotto artificiale, no? Che sono leate alla storia dell'uomo, no? Il fatto di refutare la storia dal poeta finirsi come i Zontini, come i Giuliani o altri monadi, no? E può anche fare di essi Gorizia insieme con Nuova Gorizia un laboratorio per da buon unico per diventare una città europeana dalla Vigny. Cioè, che veramente non sarebbe un po' migliore per appunto rendi possibile che in realtà la va si riagorizza come anche altri. Sì, bisognerebbe, ecco, Michele, ma i Feverin anche modi che spazio che di Gorizia 2025 viene fatto un piccolo laboratorio dentro queste nostre trasmissioni e Feverin anche anzi sono prese i consigli sì, le intecir l'originalità, le Cirio Ciristù, le Cir Ferdinando Calele par tecniche, non cir l'omologazione, cioè metti anche un pelute talchiaf, ecco, e a manco che tipo di turismo o di che venga anche per lavoro, e cir l'originalità, ecco, che l'al di differenze non lo omologhi in così, e viene già perduto in partenze. Michele Guardianut Caligaris, attivista e Furlan, persone ben informate anche per tanto riguarda le questioni dal Gurizzan, dato che al viv propite di che sbandesla. Mandi Michele, buone giornate, grazie. Mandi.